Sul dibattito politico relativamente al futuro candidato a sindaco di Agrigento interviene il coordinatore regionale di Controcorrente Gandolfo Loverde affermando: Fratelli d'Italia mobilita Donzelli per provare a fermarci, questo dimostra temono la crescita del nostro movimento. Fa sorridere, continua Loverde, come i vertici del centrodestra agrigentino siano costretti a far intervenire Donzelli per provare a fermare la Vardera e il suo candidato a sindaco di Agrigento, Michele Sodano. La paura che Controcorrente dilaghi, vista la sindacatura fallimentare di Miccichè, è ormai papabile. Noi non ci fermeremo, abbiamo messo sul tavolo la candidatura di Michele Sodano per tutto il campo largo. Insieme possiamo amministrare Agrigento. Questa città merita di più e i cittadini alle urne non dimenticheranno come il centrodestra ha ridicolizzato la città che doveva essere capitale della cultura. E nel fronte del centrosinistra interviene oggi Nuccio Dispenza affermando, di fronte al turbiglione di notizie e nomi e interventi di queste ore: mi preme ricordare quanto dissi a inizio di febbraio e quanto ho ripetuto successivamente. Il tempo è scaduto alla nostra piccola storia cittadina, il compito, se lo vorrà, di accertare le responsabilità di quello che non si compie. Nuccio Dispenza continua affermando: resta il problema di far fronte alle famiglie politiche che non intendono mollare l'osso ad Agrigento, a una destra che anche a parere di tanti agrigentini e agrigentine di destra si è dimostrata la peggiore d'Italia, maldestra e vorace. Per farvi fronte l'area progressista aveva il dovere di andare unita al voto, uscendo da logiche e metodi che non scimmiottassero quella di chi detiene il potere. Quella era la strada. Se non saprà farlo, resta la necessità di andare al voto per intercettare il maggior consenso possibile. Per questo si metta nel conto anche che a scendere direttamente in campo sia una parlamentare, l'onorevole Giovanna Iacono. E sempre sul fronte delle candidature ad Agrigento, sabato 7 marzo alle ore 11 presso la sala riunioni della segreteria del candidato sindaco in via Manzoni 161 Giuseppe Di Rosa inizierà a presentare parte della squadra di governo che lo affiancherà nel progetto di rilancio di Agrigento, una città, secondo Di Rosa, trascinata in una condizione disastrosa da anni di malgoverno del centrodestra e due suoi complici. Mentre gli altri litigano, continua Di Rosa, mentre c'è chi dopo anni di silenzio prova oggi a intercettare un malcontento che non ha mai avuto il coraggio di rappresentare anche con scelte impopolari, noi andiamo avanti. Quel malcontento è emerso solo grazie alle battaglie, alle denunce e alle lotte pubbliche condotte in questi anni da Giuseppe Di Rosa, con un'esposizione continua che ha comportato rischi concreti anche sulla propria salute e sulla serenità familiare, pur di difendere Agrigento e dire la verità ai cittadini. Noi non abbiamo bisogno della visibilità di alcun deputato, di sciamani della politica, né di campagne elettorali preconfezionati da chi è stato già seduto sulle poltrone del governo nazionale senza muovere un dito per Agrigento. Il nostro progetto, ferma Di Rosa, non nasce nei salotti romani o palermitani, non viene scritto nel retrobottega dei partiti, non si regge su padrini politici o testimonial mediatici.